le scuole assembrano 9 milioni di persone in luoghi ristretti. Quindi quando saremo alla chiusura del tunnel, all'uscita del tunnel, scusi, le scuole saranno fra le ultime situazioni a tornare alla normalità. Dunque, già in una nota precedente del capo dipartimento si prefigurava fra le righe che potrebbe finire qui o al massimo esserci un rientro di 1 o 2 settimane, e il ministro in qualche modo lo ha detto più esplicitamente. È stato detto tra le righe agli addetti ai lavori, ma che gli studenti possano non tornare più in classe potrebbe diventare una realtà, salvo una brusca frenata dei contagi da Covid-19 che farebbe presumere un ritorno dopo Pasqua. Lo stesso presidente Zaia oggi ha suggerito che si tratta di uno scenario più che probabile. Qualcuno mi chiede ma quando apriranno le scuole? Beh, forse non apriranno più le scuole, nel senso che si finirà l'anno scolastico. La vedo dura con questi numeri mettere a repentaglio la salute dei ragazzi e soprattutto creare un popolo di contagiatori. Gianni Maddalona, capo dell'Associazione Nazionale dei Presidi di Treviso e Belluno, aggiunge che un rientro a poche settimane dalla chiusura tra l'altro non avrebbe alcun senso, anzi potrebbe essere controproducente. Tornare in aula per 1 o 2 settimane con l'ansia di oddio come recupero 8 settimane perse, forse è perfino peggio che fare seriamente un'attività a distanza e una valutazione ponderata e commisurata alle condizioni a distanza. Valutazione a distanza e scrutini virtuali, la scuola deve prepararsi a questo. Intanto l'assessore regionale Elena Donazzana si dice pronta a riprogrammare gli ultimi bandi del programma Veneto in Azione per incrementare le abilità dei docenti nell'utilizzo delle metodologie di formazione a distanza, utilizzando piattaforme come Suite di Google o altre di semplice utilizzo. Poi la palla passerà ai genitori, che dovranno essere dotati dell'adeguata tecnologia e che in molti casi dovranno avere a che fare con la didattica di più figli e dunque più programmi. Per i maturandi il ministro Azzolina promette nuove informazioni tra pochi giorni. Per tutti gli altri sarà necessario prevedere un momento di recupero a settembre. I ragazzi non di anno terminale evidentemente avranno un dispiegamento di recupero. Immagino senz'altro i primi 15 giorni di settembre, quindi con un rientro a scuola anticipato.